marzo 2022 in Veneto, edilizia, agricoltura e metalmeccanica i settori più colpiti. 20 le organizzazioni sindacali che oggi hanno siglato il piano regionale per la sicurezza. Avrebbe rifiutato sia le cure in idroambulanza sia di esibire il documento d'identità. La turista rimasta ferita venerdì scorso nello scontro tra Vaporetti e Venezia. Avviate 2 indagini. Disposta l'autopsia sul bimbo di 6 anni morto per crisi respiratoria. Era risultato positivo al Covid dopo il tampone fatto a Chioggia, dove era arrivato con febbre alta. Il veneziano Andrea Martella, segretario regionale del PD, e quello nazionale Letta hanno parlato di sanità ma anche di misure anti-recessione da adottare il prima possibile. Paura lungo la A4 per un'auto andata a fuoco per cause al vaglio degli inquirenti. Il fatto ieri sera prima dell'uscita di Porto Gruaro nella corsia in direzione Venezia. Circa 50 tonnellate di vongole sono state distribuite lungo la costa di Sottomarina per ripopolare una zona impoverita dopo il disastro della tempesta Vaia. Basket, vittoria dell'Umana Reyer sul parquet di Pesaro 75-85 e il quarto posto auspicato da coach De Raffaele è sempre più vicino. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione di Venezia del telegiornale di Antenna 3. Prima di iniziare con le notizie vi propongo il quesito del sondaggio di questa sera, il cui esito poi daremo durante Ring in prima serata su Antenna 3. Guerra in Ucraina, giusto inviare le armi? Voi cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690 e poi seguirà naturalmente questa sera a Ring il dibattito anche su questo tema. Intanto parliamo di sicurezza sul lavoro, perché è stato siglato oggi da più di 20 organizzazioni di sindacati il piano regionale per la sicurezza proprio nei posti di lavoro. I settori più colpiti sono edilizia, agricoltura e metalmeccanica. 12 morti sul lavoro in Veneto da inizio anno ad oggi. Venezia e Verona, le province più colpite, con il 50% degli infortuni mortali dovuti ad incidenti stradali che si verificano in itinere, ovvero nel viaggio andata e ritorno nel posto di lavoro, e che investe per lo più le donne. Tenga conto che appunto il fatto che per la maggior parte sono donne quelle che hanno gli infortuni in itineri, avendo un tasso di occupazione che è del 20% inferiore a quello degli uomini, rappresenta un punto su cui impegnarsi. Con il settore dell'edilizia e costruzioni diverse, le aree lavorative collocate tra le più pericolose. Abbiamo il metalmeccanico che ha avuto diversi morti, l'agricoltura e poi altri settori. Purtroppo è un ripetersi di settori particolarmente pericolosi. Contro i morti sul lavoro bisogna investire sulla formazione, già a partire dalle scuole, puntualizza il presidente degli industriali veneti Enrico Carraro. In tal senso il sindacato propone per le imprese una patente della sicurezza a punti. Si tratta di un meccanismo che il sindacato chiede da tempo, che vada a valutare gli incidenti che avvengono nelle imprese e che penalizzi quelle in cui avvengono il maggior numero di incidenti o incidenti più gravi. E quanto emerso oggi al Palazzo Grandi Stazione a Venezia nel corso della firma del nuovo piano strategico regionale 2021-2023 per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per il quale la nostra regione ha stanziato 7,5 milioni derivanti dalle sanzioni comminate alle imprese. Noi come ANCE vorremmo essere esempio di un'impresa che fosse impresa qualificata, perché riteniamo che il costruire non sia solo una questione di PIL, di economia, che non è certo né un limite né un difetto, perché facciamo 1/3 del PIL nazionale, ma riteniamo che costruire passi anche attraverso il benessere, che deve essere primario anche all'interno delle nostre aziende. Ancora nessuna denuncia intanto ad ACTV sullo scontro tra Vaporetti di venerdì scorso. Sono state aperte 2 inchieste. Avrebbe rifiutato le cure sia in idroambulanza sia al pronto soccorso del civile, dove non ha voluto essere portata la turista ferita al volto, sebbene in modo lieve, nel pomeriggio di venerdì scorso, dopo lo scontro tra Vaporetti avvenuto alle Guglie a Venezia. Di più, la ragazza, sebbene ferita, oltre ad aver rifiutato ogni tipo di soccorso, avrebbe anche rifiutato di esibire i documenti di identità, dovendo prendere un treno in fretta e furia, così alle forze dell'ordine intervenute.
Fatto sta che ad oggi sulla scrivania di CTV non sarebbe pervenuta ancora alcuna denuncia né da parte della turista ferita, la cui identità risulterebbe sconosciuta, né da parte di altri. In mattinata alla Smart Control Room della Polizia Locale al Tronchetto l'incontro informale per visionare in forma del tutto riservata le immagini dell'incidente registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunali con tutti i soggetti interessati, Capitaneria di Porto e naturalmente aziende del trasporto pubblico locale in primis. Fase istruttoria questa, nel corso della quale si stanno ascoltando tutti i testimoni presenti al fatto, compresi marinai e capitani del CTV in servizio quel pomeriggio sui 2 vaporetti, cioè la circolare 4.2 e la 3 partita da Murano in direzione Piazzale Roma. Ora non resta che attendere i previsti 90 giorni di legge per raccogliere e acquisire eventuali nuove deposizioni. Sarà l'autopsia a cercare di far luce sulle cause del decesso di Francesco Pascetta, il bambino di 6 anni positivo al Covid, morto dopo una crisi respiratoria. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Pascetta, il bambino di Codevigo di 6 anni, morto all'alba di sabato mattina per una crisi respiratoria. Il piccolo era risultato positivo al Covid lo scorso 27 aprile ed era stato visitato anche al pronto soccorso di Chioggia, dove era stato portato perché non stava bene e aveva la febbre alta, ma era stato dimesso poco dopo. I genitori avevano poi nuovamente chiamato l'ambulanza che aveva visitato a casa Francesco. La situazione è peggiorata all'alba di sabato mattina. L'ambulanza di Piove di Sacco questa volta ha portato il bambino in pediatria a Padova, ma la crisi respiratoria era così forte che Francesco è arrivato morto in ospedale. I genitori, stravolti dal dolore, e la sorellina di 9 mesi sono tutti positivi e sono in isolamento a casa. Proprio i genitori e i loro familiari hanno espresso il rammarico per non aver vaccinato Francesco. Il bambino non aveva patologie respiratorie, negli ultimi 2 anni era stato in cura per alcuni accertamenti, ma non riguardavano l'apparato respiratorio. La notizia della morte di Francesco Pascetta, che avrebbe compiuto 7 anni, ha sconvolto le comunità di Chioggia e Pelestrina, dove vivono i nonni e dove sono cresciuti i genitori, e anche il comune di Codevigo. Il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio in memoria del piccolo. Nel frattempo l'ospedale di Chioggia ha fatto sapere che sono in corso accertamenti sugli accessi in pronto soccorso del bambino. Oggi in Veneto, accolto dal segretario regionale il veneziano Andrea Martella, c'era il segretario nazionale del PD Enrico Letta. Hanno parlato di sanità ma anche di misure antirecessione da adottare il prima possibile. Flor ha dovuto confermare quanto avevamo detto nei giorni precedenti, cioè che in Veneto ci sono dei numeri molto complicati per quanto riguarda i medici di base, per quanto riguarda i medici negli ospedali. Non ha fatto che confermare i timori espressi dal Partito Democratico, secondo il segretario regionale Andrea Martella, il numero 1 della sanità veneta Luciano Flor, tracciando quello che è l'attuale quadro della medicina negli ospedali e sul territorio, gravata da una cronica carenza di personale. Nonostante Zaia avesse detto cose diverse nei giorni precedenti, il direttore generale ha dovuto dare ragione a quanto avevamo detto noi, peraltro quanto avevano detto anche le organizzazioni sindacali, anche quelle dei medici. Tutte proposte che noi abbiamo presentato nei giorni scorsi pensando che il sistema sociosanitario del Veneto deve essere riformato. Martella, che da neosegretario regionale del PD ha accolto in Veneto il leader nazionale Enrico Letta, con il quale lo sguardo si amplia all'Italia. Gli aumenti generalizzati dei prezzi, il costo energetico, l'insicurezza legata alla guerra in Ucraina impongono a livello economico risposte rapide prima, dice Letta, che l'incendio divampi come fu per la crisi del 2008. Ci aspettiamo dal Consiglio dei Ministri di oggi misure che siano misure all'altezza della sfida. All'altezza della sfida vuol dire che il nostro Paese rischia una recessione. Si vada a tassare pesantemente gli extra profitti delle grandi aziende petrolifere ed energetiche, dice il segretario Dem, per aiutare famiglie e imprese. La nostra proposta è quella di un assegno energia che sia in grado di compensare sia le imprese sia le famiglie. Accanto a questo noi insistiamo molto perché nell'intervento che il governo fa oggi o nei prossimi giorni ci sia un intervento a sostegno dei salari. O si alzano i salari o si abbassa il costo della vita o, come noi proponiamo, si fanno tutte e due le cose.
La cronaca, attimi di paura ieri sera, poco dopo le 22:30, lungo l'autostrada A4 in zona Fossalta di Portogruaro in direzione Venezia. Come vedete, ecco, dalle immagini, un'auto si è incendiata per cause ancora al vaglio. Poco dopo sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana Portogruaro per spegnere le fiamme. Sono rimasti sul posto per circa mezz'ora. Non ci sono state gravi conseguenze per l'automobilista né pesanti ripercussioni sul traffico. Circa 50 tonnellate di vongole sono state distribuite lungo la costa di Sottomarina per ripopolarla. L'operazione ripopolamento vongole della costa meridionale veneziana è scattata alle 6 di mattina. Una flotta di almeno 30 pescherecci ha preso il largo da Chioggia lungo l'Adriatico per effettuare un grosso prelievo di vongole di mare da una zona rimasta ancora particolarmente florida, Porto Levante. Ogni imbarcazione ha prelevato circa 15-20 quintali di prodotto novellame. A sua volta trasportato nel litorale sempre più a nord di Chioggia, esattamente davanti al litorale di Sottomarina, e poi riemerso in acqua direttamente. I Cogevo di Venezia e di Chioggia sono consorzi che raccolgono circa 160 imprese di pesca che si sono subito accorte del fatto che Vaia non era stato un disastro solo per la montagna. Questo perché lungo le 90 miglia di costa veneta sfociano Po, Brenta, Sile, Tagliamento, Piave e Livenza. Una marea di fiumi che sfociano in mare e ha fatto sì che tutti i detriti, plastiche, legni, fanghiglia, insomma di tutto e di più si è rivolto in mare. Questo qua ha causato moria. Perché? Perché le vongole, le cappellunghe, i fasolari sono stanziali, cioè non hanno la coda come il pesce che può scappare. Questo disastro ha causato nell'area la moria di circa il 50% di vongole, oltre a provocare danni ad altre varietà. Un'operazione di ripopolamento simile a quella di Chioggia è stata effettuata anche lungo la costa settentrionale veneziana e sarà a breve ripetuta con vongole importate dalle Marche, a Venezia come a Chioggia. È stato messo insieme un gruppo di ricercatori dell'Università di Padova con la supervisione di Veneto Agricoltura e quindi la Regione Veneto che ha attivato questo finanziamento, questo progetto, con i consorzi di gestione del Cogevo di Chioggia e del Cogevo di Venezia che hanno brillantemente gestito questa fase. Quindi ricerca, produzione e istituzioni messe insieme in una squadra che speriamo diventi vincente per la risorsa. Diagnosticare il long Covid e curarlo, la ricerca di nuove terapie passa anche attraverso gli studi di 2 medici del Veneto orientale. 2 medici dello squadro Veneto orientale saranno tra i principali sperimentatori italiani di uno studio internazionale per sviluppare diagnosi e terapie per i pazienti con il long Covid. Sono Francesco Saverio Serino e Carlo Barbetta. Il long Covid è l'onda lunga del coronavirus, che non cessa di avere conseguenze anche in pazienti che si sono negativizzati da tempo. Ed è peraltro anche difficile da riconoscere, visto che studi internazionali hanno identificato circa 200 sintomi diversi. Ovviamente la febbre è quella che è meno frequente nel long Covid, mentre invece più frequente nella malattia in fase acuta. Però la difficoltà respiratoria, la persistente, l'astenia, cioè la stanchezza, l'affaticamento, la facile affaticabilità muscolare, soprattutto la cefalea, alcuni disturbi gastrointestinali e dell'udito e dell'olfatto sono tra i sintomi più frequenti del long Covid. Per procedere nello studio, Serino e Barbetta hanno reclutato una trentina di persone da dividere in 3 gruppi con caratteristiche diverse. Pazienti che sono stati curati con Anakinra, un farmaco sperimentale che ha offerto buoni risultati nel trattamento della malattia, pazienti dimessi da meno di 6 mesi dall'ospedale per polmonite da Covid-19 e pazienti sani. Lo studio potrebbe indicare la strada per le cure del long Covid. Trattamenti non esistono perché tutte le linee guida internazionali prevedono di stabilire un diario dei sintomi e in base a quelli si va a gestire il long Covid, ma in realtà una vera e propria terapia non esiste. Probabilmente questo studio, analizzando il fenomeno immunologico e le caratteristiche fenotipiche, cioè genetiche di questi pazienti, potrebbe praticamente essere la base per creare delle terapie, sviluppare delle terapie future. Elezioni amministrative di giugno. A Mira il sindaco uscente Dori ha deciso di candidarsi nuovamente perché dice: ho ancora molto da fare.
Questa è una grande opportunità per la nostra città che non ha mai avuto 2 volte consecutive lo stesso sindaco. Una cosa importante perché ti permette di concludere tanto lavoro già avviato. Il sindaco uscente di Mira, Marco Dori, ha deciso di ricandidarsi alle elezioni amministrative del 12 giugno per privilegiare la continuità e dedicarsi a ultimare i progetti iniziati. Nel nostro caso stiamo parlando di cose concrete, il nuovo palazzetto dello sport, il nuovo distretto sanitario, la sistemazione delle scuole e il completamento delle piste ciclabili. E abbiamo un lavoro portato avanti anche su temi, diciamo, di caratura non solo comunale ma anche nazionale, la messa in sicurezza della Romea, la sistemazione dei passaggi a livello della ferrovia e altre opere importanti. È un lavoro che solo chi ce l'ha avuto per mano negli ultimi 5 anni può portare avanti, perché i prossimi anni saranno molto importanti, decisivi, e serve qualcuno che sa già guidare la macchina. Dori è stato eletto sindaco alle amministrative del 2017, vincendo al ballottaggio con il 60% delle preferenze e riportando il comune al centro-sinistra dopo la parentesi grillina di Alvise Maniero, che aveva amministrato nei 5 anni precedenti. Per lui è stata la prima esperienza politica. È stato un impegno da cittadino enorme, perché abbiamo attraversato situazioni impensabili, la pandemia, la crisi economica, la crisi energetica, adesso purtroppo anche gli effetti della guerra, ma non ci siamo mai tirati indietro. Io personalmente ho dovuto fare molti sacrifici anche dal punto di vista personale, ma li ho sempre fatti volentieri. Quando tu sei il sindaco della tua città, la tua città viene messa prima di tutto il resto, e questo credo che si sia visto, ovviamente anche con qualche tensione personale, ma l'impegno e la dedizione permettono di superare tutto. Ora veniamo al basket con la vittoria dell'Umana Reyer sul parquet di Pesaro. La 150esima vittoria oro-granata è stata segnata sul campo di Pesaro, dove domenica i ragazzi di coach De Raffaele hanno vinto 75-85, consolidando con il 7° successo consecutivo anche il 4° posto, come auspicato dall'allenatore prima di giocare questo match. Abbiamo giocato una partita molto solida e strutturata per 40 minuti, sapevamo che davanti c'era una squadra in grande condizione, in grande fiducia, con un bellissimo pubblico, anzi un grande piacere di vedere questo entusiasmo a Pesaro, una piazza che trasuda pallacanestro. Credo che una vittoria meritata, perché abbiamo condotto per 40 minuti, qualche palla persa di troppo, ma ripeto, una vittoria solida alla quale si aggiunge sicuramente la nota positiva del rientro di Dei e Michele Vitali, anche se si è visto non in grande condizione. Purtroppo domani dovremo vedere un po' di fare dei controlli su Theodore e Stone, che sono usciti con problemi, quindi un po' di amaro in bocca per questo epilogo. Il 4° posto per l'Umana Reyer non è ancora matematico, sarà l'ultima giornata a confermarlo. L'esordio invece di Soncina al Venezia dopo l'esonero di Zanetti non è stato dei migliori. Gli arancio-nero-verdi hanno perso per 2-1 contro la Juventus, nonostante una prestazione dei bianconeri poco brillante, decisivi i prossimi match per cercare la salvezza. Vi ricordo nuovamente alle 21:15 l'appuntamento con Ring questa sera. Tra i volti, gli ospiti dalle 21:15 Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, quindi Luciano Sandonà della Lega, Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente Veneto, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Dalle 22:30 Ivo Rossi, che parlerà di Veneto e autonomia possibile. È tutto, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Treviso e le previsioni del tempo per domani, come sempre. Una buona serata, arrivederci. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Pontestella al Borgo, a Casale sul Sile. Bentrovati al meteo. Circolazione senza una netta componente ciclonica o anticiclonica, dunque ci attendono delle giornate all'insegna di una variabilità tipicamente primaverile. Vediamo il dettaglio di martedì 3 maggio. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio nubi in aumento fino a cielo anche coperto, a tratti più probabilmente sulle zone pedemontane e montane. Qui con locali acquazzoni possibili fin verso le zone limitrofe. Venti moderati con direzione variabile.
Temperature stazionarie. Le minime saranno comprese tra i 9 e i 13 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 21 e i 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento, non si escludono annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, anche qui con occasionali rovesci. Temperature minime sui 10-14 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo rimarrà variabile con alcuni tratti soleggiati come vediamo, ma nelle ore più calde la probabilità di rovesci sarà in aumento. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Siamo aperti! Chef Alberto vi aspetta con la bontà dei suoi piatti e la sicurezza dei nostri locali. Locanda Ponte Stella al Borgo, a Casale sul Sile.